Di sportivi appassionati di calcio, ben trovati al centro sportivo di Povilbianco a Cosenza per l'incontro tra Morrone e Don Carlo Misilmeri. Romano alla battuta del corner, prova Lampo, la palla esce. Barbieri, la pressione di Caracappa che però viene aggirato. La Canna riesce a trovare il compagno, poi conclusione sul fondo di Salerno, il primo tentativo del Morrone. Torna nel suo ruolo di mezzala, Romano in mezzo, colpo di testa di Sarpa, poi Sino stacca ma viene scavalcato dal pallone. Romano, controllo, tentativo col sinistro, la palla scende, la palla dovrebbe essere De Rose. La battuta, primo palo, colpo di testa di Iorio, pericolosissimo, palla fuori del primo tempo. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta attesa sul primo palo, Romano salva sulla linea, ben appostato sul legno. Pesetti la gira su D'Angelo che la raggiunge, D'Angelo punta, converge D'Angelo, sguardo al centro, cross ribattuto, per la palla rimane lì, arriva Romano che calcia di prima intenzione, la palla bloccata da Vencia. Celestino con la ripartenza del Morrone, Celestino, palla per la Canna che va a puntare, la Canna, il tiro sul fondo, manda in campo. Prima andiamo a vedere questo attacco però. Sino converge il destro sopra la traversa di Federico Sino. Persino, Lo Gerfo e Sino ancora. Poi la palla in verticale per la corsa di Pesetti che stringe con un attimo di ritardo. Poi Caracappa con recupero. Caracappa è spaccata. Calcia fuori, reclama rigore. Che serve Lo Gerfo. In campo aperto Lo Gerfo. Arriva Caracappa, arriva Pesetti dall'altra parte. Porta sul pallone Caracappa che finta su un avversario. Sino con Lo Gerfo si chiude il triangolo. Sino, conclusione fuori, chance enorme. E occhio alla battuta di Celestino, pallone sul primo palo, palla che rimane lì, arriva Marino a prenderla. Vai centralmente, Romano, sull'ultimo. La battuta di Sino dalla bandierina. Primo palo di testa, Lo Gerfo, il miracolo. Poi attenzione a Bonaccorso che la rigioca di Spezio. Si lotta, occasionissima per Vincenzo Lo Gerfo. La giudicata regolare. Sino, il palleggio, poi il tocco su Caracappa. Caracappa la fa scorrere, va a calciare. Pallone fuori, non di molto il tentativo qui di Caracappa. Andrà la battuta Celestino che ha conquistato il fallo. La palla tesa, mura Pellegrino, palla ancora buona, Barbieri. Siamo già 1 minuto oltre i 4 di recupero. Celestino mette dentro, Bonaccorso allontana ancora Celestino che la tiene lì. La gira verso l'area, Marino la blocca e per l'arbitro basta così. Con 1 minuto e 16 secondi oltre i 4 di recupero finisce 0-0 il primo round del primo turno della fase nazionale del campionato riservata agli juniores tra Don Carlo Misilmeri e Morrone.